E oggi al Duca degli Abruzzi è venuta un'attrice che ci ha parlato dei problemi e delle dipendenze, spiegandoci questi problemi facendo alcuni giochi. Oggi abbiamo usato il teatro per stimolare i ragazzi a mettersi in gioco su un tema che è strettamente collegato comunque alle dipendenze, che è quello della relazione. Quindi li ho guidati nel ritornare in relazione con loro stessi, quindi con il proprio corpo, con la voce, che è sempre molto difficile da tirare fuori, e poi nella relazione con l'altro, perché il principio è proprio questo. Molto spesso nelle dipendenze la sensazione di solitudine è quella che guida, e quindi costruire dei rapporti basati sulla fiducia, sulla comprensione, anche senza parole, è qualcosa di veramente importante. Questa attività che abbiamo fatto oggi è stata molto interessante dal mio punto di vista, perché ci ha aiutato come classe a coalizzare come gruppo, come comunicazione, a stare assieme e magari a scoprire qualcosa dei nostri compagni che non spesso ci diciamo, non abbiamo l'opportunità di dirci. Questa attività che mi ha fatto riflettere, che ci ha fatto creare un buon gruppo classe, l'attività è stata molto divertente e efficace per il progetto che stanno creando. È stato veramente costruttivo, soprattutto per le persone che hanno bisogno e che magari a volte non si riesce a captare un sentimento, un atteggiamento degli occhi magari che guardano un po' più in basso, un campanello d'allarme. Questa attività mi è piaciuta molto perché è un'attività diversa dalle altre che svolgiamo normalmente a scuola. E mi piace perché abbiamo poche relazioni al pomeriggio. Stiamo sempre a casa e quindi non abbiamo nessuna relazione, e quindi questa attività ci fa legare di più tra amici. Trovo questo tipo di attività molto positiva, perché coinvolge un po' tutti, non è la solita lezione frontale che stanno lì, fanno finta di ascoltare magari e non ascoltano. E li ho visti anche molto entusiasti. Mi è piaciuto il lavoro che abbiamo svolto perché è stato un lavoro diverso che facciamo tutti i giorni, è una cosa che non ho mai fatto, quindi anche teatro non ho mai fatto nessuna esperienza di teatro. È stato un lavoro interattivo, soprattutto anche molto collettivo, perché bisognava instaurare dei rapporti con delle persone. Io sono una persona anche un po' timida, quindi un po' di fatica la faccio, insomma. Però è stato divertente ed è piaciuto. Un'attività molto importante, secondo il mio punto di vista, che ha aiutato molte persone, tra cui anche me, molto timide, ad aprirsi agli altri. Ho visto questa attività come un'attività molto utile perché vedo che abbiamo sempre meno relazioni con gli altri, siamo sempre più chiusi, e questo non va bene, non fa bene proprio, perché questo qua incoraggia magari le dipendenze. Ho potuto vedere come i ragazzi, attraverso questa bellissima esperienza, hanno potuto esprimere le loro emozioni, la loro voce anche attraverso queste tecniche teatrali, e soprattutto hanno sperimentato attraverso il corpo quello che può essere anche il loro mondo. Molto divertente, simpatico, ci ha fatto ragionare molto e da rifare. Mi ha fatto imparare come aprirmi verso i miei compagni e come relazionarmi. I ragazzi sono liberi di esprimersi e di dimostrare un po' il carattere che ciascuno ha. I più timidi, i meno timidi, e comunque vedere che in questa classe in particolare è stata una classe molto unita, e quindi è stato molto piacevole. È stato bello, divertente e è uscita una bella cosa. Ho appena partecipato a questa attività con i ragazzi, veramente fantastica, è un'attività che riempie il cuore di gioia. È stato molto interessante vedere come ci siamo relazionati tra noi e come l'imbarazzo è sparito subito all'inizio dell'attività. È stata utile anche perché abbiamo capito magari che ci si può divertire anche senza per forza
usare sostanze che ci sballano, ma comunque anche stare insieme ci si può divertire anche stando insieme. Penso che l'attività che abbiamo svolto oggi sia stata molto divertente e utile per la crescita personale e collettiva comunque della classe. Per noi giovani soprattutto è molto importante fare queste attività anche per relazionarci un pochino di più tra di noi, come classe, come studenti che insomma abbiamo 17 anni e su certe cose magari ci crediamo grandissime, ma in realtà siamo piccoli così. Mi ha colpito molto perché pensavo che invece spiegavano, facevano cose un po' noiose, invece ci hanno coinvolto ed è stato bello. Grazie. È molto interessante perché al giorno d'oggi abbiamo sempre i social e quindi è meglio avere anche a che fare con gente oltre che guardare i cellulari. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da ULSEI Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner e media partner che a vario titolo sostengono il nostro festival. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della Sala della Carità e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSEI. In questa settimana stiamo parlando di prevenzione e di promozione della salute, grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, di neuroscienze, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e di molto altro. Ormai sapete che esiste anche un sito dedicato al Festival Cambio Gioco dove sono disponibili tutti i materiali promozionali e da cui potete scaricare l'intero programma. Il sito è www.cambiogiocoulsei.it e sul sito restano a vostra completa disposizione e gratuitamente le videoregistrazioni di tutti gli incontri, non solo di questa quarta edizione ma anche delle precedenti. Vi invitiamo come sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e ringraziamo le molte persone che stanno rilanciando i vari appuntamenti. Salutiamo quindi il pubblico che ci sta seguendo molto numeroso da tutta Italia grazie ai collegamenti e ringraziamo soprattutto le persone in sala. Qui con noi questo pomeriggio ci sono i rappresentanti di alcune associazioni a cui poi daremo anche la parola per un primo intervento al termine della relazione delle nostre esperte di oggi. Cito, le associazioni sono i Giocatori Anonimi, i familiari dei Giocatori Anonimi, l'Associazione di Alcolisti Anonimi, i familiari Alcolisti Anonimi e l'Associazione Club Alcolisti in Trattamento. Li ringraziamo molto per la loro presenza qui e siamo molto contenti di condividere questo pomeriggio anche con le associazioni dei familiari. Invito ora a raggiungerci qui la dottoressa Arianna Camporese, che è responsabile dell'unità operativa semplice alta padovana del Dipartimento Dipendenze dell'ULSEI Euganea ed è anche la responsabile del progetto Cambio Gioco. Benvenuta dottoressa, grazie per essere qui, a lei la parola. Buonasera a tutti, benvenuti. Porto i saluti della direzione strategica, della direzione del Dipartimento Dipendenze dell'ULSEI, ma anche i miei saluti personali come responsabile del progetto Cambio Gioco, che è la cornice che abbraccia anche questo festival.
Questo incontro di oggi pomeriggio ci tengo particolarmente, è un incontro che parte da un lavoro che abbiamo cominciato l'anno scorso quando ci siamo trovati nella terza edizione. Il tema della terza edizione era la connessione, la rete come patrimonio di salute. Oggi ci rincontriamo con le associazioni del territorio e le nostre relatrici per andare avanti in questo dialogo, perché ci tenevo che fosse affrontato anche il tema dei familiari. Il tema di oggi è proprio gli invisibili, perché noi quando vediamo nei nostri ambulatori un utente, un giocatore, ma anche quando ci sono altre dipendenze, non entra solo quella persona, insieme a lui entrano altre persone, 5, 6, 8, 10 persone che con lui portano delle emozioni, una sofferenza, delle fatiche. E noi come Dipartimento siamo vicini anche ai familiari e volevamo un momento in cui riflettere anche su questo tipo di argomento. E per concludere voglio lasciare anche un piccolo messaggio anche pratico, nel senso che come Dipartimento noi abbiamo anche una linea telefonica dedicata, per cui quando non solo l'utente ma anche un familiare ha bisogno di qualche informazione, un consiglio, ha bisogno di un appuntamento, vuole un counseling breve, può utilizzare la nostra linea telefonica che è l'800 629 780 e nell'orario di apertura del nostro servizio troverà sempre un esperto che potrà ascoltarlo. Credo che questo ci faccia sentire molto più vicini e che possa essere un supporto per tutti, per cui auguro un buon lavoro e ascolto volentieri le nostre relatrici e grazie per essere qui con noi. Grazie alla dottoressa Camporese e oggi infatti il titolo di questo incontro del pomeriggio è proprio Dare voce agli invisibili. Per questo tema molto importante abbiamo con noi Daniela Capitanucci, psicologa, psicoterapeuta e presidente di AND Azzardo e Nuove Dipendenze APS, e Alessandra Limetti, attrice e giornalista. Li accogliamo con un applauso, grazie per essere qui con noi. La dottoressa Capitanucci per la terza volta a Cambio Gioco, quindi è una presenza molto gradita che ritorna, e per la prima volta con noi Alessandra Limetti. Ecco, prima di lasciare loro la parola ricordo a tutte le persone che sono presenti in sala che al termine potrete intervenire anche con dei commenti o rivolgendo delle domande alle nostre relatrici. Altrettanto possono fare le persone che ci seguono da casa commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio al numero che vedete in sovraimpressione 370 318 6802. Oggi parliamo proprio del fatto che, anche se questo aspetto è poco considerato o talvolta addirittura negato, effettivamente quando c'è il problema del gioco d'azzardo le ricadute a livello familiare e sociale sono molto importanti e quindi oggi cerchiamo proprio di dare voce a tutto questo aspetto e alle persone che sono dietro la patologia. Non ci resta quindi che lasciare la parola alle nostre relatrici e augurare a tutti voi un buon incontro. Grazie Marco, grazie all'ULSS 6, grazie a Cambio Gioco per aver dato l'opportunità di cominciare a dare voce agli invisibili. Io farò più un intervento di tipo tecnico perché appunto sono psicologa e psicoterapeuta, ma ragionando insieme abbiamo pensato che a volte la tecnica è un po' fredda e il dolore che sperimentano le famiglie, le persone prossime a chi ha un problema di dipendenza in generale, ma in particolare chi ha un disturbo da gioco d'azzardo, è estremamente violento, estremamente profondo e quindi è importante dare anche una voce emotiva e non solo tecnica che rimane un po' fredda, e per questo abbiamo costruito insieme questa serata con Alessandra Limetti. Partiamo da qui. Dare voce agli invisibili vuol dire riconoscere che i familiari dei giocatori non sono soltanto degli accompagnatori del giocatore alla cura, ma sono persone in uno stato di sofferenza che a loro volta hanno spesso necessità di sostegno e di cura. In pratica la patologia da gioco d'azzardo danneggia la salute e la qualità della vita e il benessere anche di chi vive con un giocatore d'azzardo.
Ci sono cose di cui si parla molto, anche rispetto al gioco d'azzardo, per fortuna negli ultimi tempi è diventato un po' un argomento abbastanza noto, ma altre invece di cui si parla troppo poco, e sicuramente si parla troppo poco del fatto che i danni derivanti dal gioco d'azzardo vanno oltre alle persone che giocano. In questo incontro parleremo spesso di soldi, ma è un po' la punta dell'iceberg, perché non parleremo soltanto di soldi, ma parleremo anche di tutto ciò che nella nostra cultura significa avere a che fare con il denaro e anche con la mancanza di denaro, che è ciò che spesso capita al giocatore e alle sue famiglie. Quindi le emozioni collegate, le paure, le conseguenze pratiche proprio nello stile di vita e nella quotidianità, le scelte difficili che a volte si deve per forza fare. Partiamo quindi dalla raccolta, cioè il giocato. Molti di voi magari lo sanno, ma ci tengo sempre a sottolineare, visto che stiamo parlando di soldi, che nel 2024 in Italia sono stati giocati 157 miliardi di euro. Probabilmente nel 2025 ancora il dato consuntivo non c'è, ma realisticamente dovremmo arrivare intorno a 170 miliardi di euro, che sono circa il 7% del PIL, quindi una cifra molto ampia. Un altro dato importante è che questo giocato, questi soldi spesi per il giocato, sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi 20 anni, perché nel 2004 eravamo alla ben ragguardevole cifra di 25 miliardi di euro, però appunto questi sono diventati 157 nel 2004 e vedete con quale progressione. Una cosa sulla quale bisogna prestare molta attenzione è che a volte quando si parla e si cerca di farsi un'idea di quanto sono tutti questi soldi, si fanno le medie pro capite e si cerca di capire quant'è che spende effettivamente un giocatore. E che cos'è che fanno? Una cosa un po' sbagliata, perché dividono tutto quel volume di affari che abbiamo visto prima, quindi 157 miliardi, ecco che li dividono su tutta la popolazione maggiorenne adulta. Ora, questa è una cosa sbagliata, perché viene che ogni cittadino ogni anno praticamente spende tra i 2.008 e i 3.100 euro all'anno, circa 250 euro al mese. Sembra la storia dei polli di Trilussa, no? Mangiamo un pollo a testa, in realtà qualcuno mangia 2 polli e qualcuno non mangia nessun pollo. Qui è la stessa cosa, per cui è sbagliato andare a fare lo spalmare, a spalmare questo denaro su tutti quanti, quindi sia i giocatori sia i non giocatori. Quindi, e qui non voglio che mi rispondiate, ma vi dichiaro che io personalmente l'anno scorso non ho giocato 3.000 euro. Qualcuno di voi forse li avrà giocati, ma penso che molti di voi non li hanno giocati 3.000 euro. E allora che cosa vuol dire? Che c'è qualcuno, probabilmente in Italia, che ha giocato anche le nostre quote. E che cosa vuol dire? Allora, quelle cifre lì che 3.000 euro all'anno, 250 euro al mese, che già a mio parere sono cifre impegnative, per qualcuno diventano cifre molto, ma molto più elevate. E allora cerchiamo di capire davvero chi gioca, quanto si gioca. Ovviamente dobbiamo spalmare i soldi raccolti, i soldi giocati su chi gioca d'azzardo, non su chi non ha mai giocato. Quindi l'Istituto Superiore di Sanità nel 2018, e poi lo studio non è mai più stato replicato, per cui è uno studio vecchio, noi in questo momento non abbiamo un'indagine epidemiologica in Italia che ci dica effettivamente quante persone giochino, e dal 2018, vista la raccolta, possiamo immaginarci che siano aumentate.
Dicevo, abbiamo fra i giocatori senza problemi, quelli a basso rischio, quelli a rischio moderato e quelli problematici, circa 18 milioni di cittadini italiani giocatori. Allora, che cosa ci dice la matematica? Che dobbiamo dividere i soldi giocati su qualcuno. La ricerca scientifica ci dice che le persone che investono maggiormente nel gioco d'azzardo non sono i giocatori occasionali, per dire quello che gioca una volta alla Lotteria Italia, compra il biglietto a dicembre o compra un gratta e vinci all'anno. Sono le persone che invece giocano in maniera costante e non occasionale, quindi in maniera ripetuta. E quindi dobbiamo immaginare che siano quelli che l'Istituto Superiore di Sanità ci divideva nei giocatori a basso rischio, nei giocatori a rischio moderato e nei giocatori problematici, quindi circa 5.000 persone. Per l'esattezza nel 2018 parlavamo di 4.900 persone. Quindi i soldi raccolti nelle giocate del 2024, che erano 157 miliardi, divisi per i 4 milioni e 900 mila giocatori costanti e non occasionali, fanno una media pro capite di 32.000 e passa euro all'anno, che vuol dire 2.600 euro al mese. Ora, io mi chiedo quali di questi 4 milioni e 900 mila giocatori si possono permettere di giocare cifre di questo tipo. Qualcuno probabilmente riuscirà, ma per molti probabilmente sono soldi che non possono permettersi né di giocare e tantomeno di perdere. Ora, dove arriviamo alla famiglia e ai danni agli invisibili? Che evidentemente chi ha speso quei soldi lì non è una monade nell'universo, ha dei legami. In primis ha dei legami familiari, una moglie, una compagna, dei figli, dei genitori, fratelli, sorelle, ma anche degli amici, anche dei colleghi di lavoro, anche dei dipendenti, anche dei titolari. Ora, gli studi internazionali ci dicono che un giocatore tipicamente con dei comportamenti a rischio moderato problematici pesa con i suoi comportamenti almeno su altre 6 persone che sono in rapporti con lui. Notate bene che non devono essere dei rapporti affettivi, può essere anche il nostro amministratore di condominio, può essere anche il medico che ci fa un intervento d'urgenza in pronto soccorso che magari 2 ore prima ha perso tutto lo stipendio di quel mese lì e ha la testa altrove. Quindi non è che se io non ho un familiare che gioca sono al riparo dai danni che possono arrivarmi come vittima collaterale. E quindi le persone che possiamo stimare in Italia che hanno una situazione di rischio, come dire, per induzione da parte di qualcun altro, sono almeno 17 milioni di persone, che su 60 milioni di abitanti, insomma, non sono pochi. E noi questi li chiamiamo le vittime del gioco d'azzardo passivo. L'altra questione è che la ricerca di solito riesce a intercettare e viene compiuta sui giocatori che si rivolgono ai servizi e sui familiari che si rivolgono ai servizi. In realtà questo è uno sguardo molto limitato, perché noi sappiamo che ai servizi si rivolgono soltanto meno del 5% delle persone che hanno bisogno e quindi c'è una vastissima popolazione sconosciuta che ha questo problema, sia come giocatori ma anche come familiari. Quindi per fare uscire i familiari dall'invisibilità bisogna cominciare a legittimare il loro richiedere aiuto. Ecco che purtroppo la progressività del disturbo, non si diventa giocatori patologici dalla sera alla mattina, in realtà rende le famiglie molto più vulnerabili e molto fragili, perché è difficile capire quello che ci sta succedendo. Buonasera, quello che io adesso andrò a leggere è tratto da una narrativa sul tema delle vittime collaterali che si intitola Perdere, pubblicato da Atesia Verlag.
Dopo poche settimane dall'inizio della nostra relazione, quel mio assegno ti aveva aiutato a pagare alcuni mesi di affitto arretrato. Non mi era ben chiaro perché tu ti trovassi in un periodo di difficoltà, un bravo professionista, un lavoro prestigioso, non capivo. Ma avevo preso per buona la tua parola. Un investimento sbagliato in passato, dei debiti che adesso stavi poco per volta ripianando, ti avevano creato qualche problema di liquidità, mi avevi detto. Ero orgogliosa di poterti venire in soccorso. Mi sono sentita così pienamente adulta, così risolutiva. Sì, risolutiva, messa sulla tua strada per un disegno preciso del destino. Avrei contribuito alla tua rinascita. Hai accettato la mia offerta con semplicità, come qualcosa di intimo e normale, una prima messa in condivisione delle sorti. Meno di un anno dopo ti sei trasferito da me. Ero felice. Così mi apparivi, un uomo sensibile, forse poco pragmatico, ma onesto e volenteroso. Un essere mite che per ignote ragioni il fatto avverso aveva smarrito tra le pieghe della vita adulta. Un'anima delicata, gettata in pasto a un mondo troppo aggressivo, troppo competitivo e che ora, finalmente, grazie alla mia piccola luce, poteva ritrovare la giusta direzione, come i sassolini di un perduto pollicino. Nell'incanto dei primi tempi, leggevo il nostro incontro come un segnale in grado di raddrizzare qualcosa che i rovesci di fortuna avevano stortato. In cambio, un amore gentile, protettivo, stabile. Nonostante i tuoi problemi finanziari, non avevi perso la capacità di affrontare la vita con ironia e con un'incrollabile fiducia che le cose si sarebbero presto risistemate. I soldi erano pochi, ma vedrai che tra poco ti porterò a fare un bellissimo viaggio, che avremo una vita più facile e rideremo dei problemi. Credevi nelle svolte, nella benignità dell'universo, sempre con misura. E poi hai iniziato ad avere dei momenti oscuri. Mi facevano paura, ma li cancellavo subito. Erano solo stonature, piccole crepe che ero bravissima a rappezzare con lo stucco dell'illusione. Scoppi d'ira, reazioni sproporzionate a eventi banali, a piccole seccature quotidiane, spesso riguardanti il denaro. Pensavo ti pesasse dover spesso dipendere da me o dai regali della mia famiglia. Una vacanza, il lettino dei bambini, una nuova lavatrice, perfino il saldo delle rate dell'automobile, per far fronte alle spese di famiglia. Altre volte atteggiamenti depressi, abulici, chiusi. Mi sentivo a disagio per te e ti rassicuravo che presto le cose sarebbero cambiate, che grazie alla tua posizione, al tuo buono stipendio da dirigente avresti presto sistemato il tuo perdurante problema con la banca e saresti riuscito a fare pienamente la tua parte e a contribuire a prenderti cura di noi anche economicamente. E poi la tua presenza, la tua disponibilità ripagavano di tutto. Persino la tua amichevole sollecitudine verso i miei genitori, dalle quali ti separava meno di una generazione. Eri uno di famiglia, pieno, e in famiglia ci si aiuta l'uno l'altro. La tenerezza verso i tuoi figli di quando in quando, però, si scontrava con la difficoltà di gestire il quotidiano. Non eri mai autoritario, ma perdevi la pazienza in momenti impensati per cose da nulla e reagivi con stizza eccessiva a cui io guardavo con sgomento. In certe giornate non riuscivi a sopportare i loro infantili bisticci, le normali richieste da piccoli in crescita. Nei nostri screzi, nei nostri litigi, ero sempre io a venirti a cercare, dopo. Hai cominciato a chiuderti in silenzi ombrosi che duravano giornate intere, a trattarmi con sufficienza, a rispondermi con frasi secche e sprezzanti che mi perforavano il cuore. L'idea di perdere il tuo sostegno, la tua stima o, peggio, il tuo amore, mi precipitava in uno stato d'angoscia intollerabile. Così come la dipendenza da gioco d'azzardo non si sviluppa dalla sera alla mattina, ma in modo progressivo, in un arco di tempo, anche il familiare attraversa varie fasi, prima di comprendere cosa sta realmente accadendo a lui, al congiunto giocatore, alla loro famiglia intera e alla loro vita. I segnali che arrivano sono spesso contrastanti e rendono confuso lo scenario. E l'azzardo come spiegazione spesso viene trascurato, appare così lontano dalla dimensione della normalità quotidiana di tutti noi. All'inizio, quando la fase vincente comincia a lasciar spazio a quella perdente, davvero anche il giocatore immagina di poter ancora dominare, riordinare, mettere le pezze e al contempo continuare a vivere affetti, relazioni e lavoro.
Ma nelle fasi più avanzate della malattia invece i conti e anche i racconti in famiglia tornano sempre meno. Ciò accade anche per l'abilità del giocatore di mentire, costruendo a scatole cinesi necessarie per coprire situazioni ormai ingestibili anche per lui. L'umore cambia, diventando cupo, evitante, a volte aggressivo, un crescendo anche violento, incomprensibile al familiare e alla sua quotidianità. Sui tuoi conti il mistero. Non vi ho mai avuto accesso. Non ho mai chiesto di avervi accesso. Il tuo conto professionale non mi sarei mai permessa. E poi, perché? Tutto pianificato, mi dicevi. Non è nulla, risolviamo, mi dicevi. Una temporanea mancanza di incassi. Adesso arrivano, adesso ci penso io, tranquilla, o vedrai che va tutto bene, mi dicevi. Tante cose, mi dicevi. In mezzo a tutto questo, la morte prematura di mio padre, così improvvisa, così dolorosa, mi sembrava di essere stata risucchiata in un incubo di fatica e di sofferenza dal quale non riuscivo a intravedere la fine. Mi sentivo esausta e sull'orlo della depressione. Per questo avevo lasciato volentieri che ti occupassi della nostra gestione economica. Un piccolo peso in meno, un pensiero in meno, un aiuto, un sollievo. Meno male che c'eri tu, la mia spalla, il mio porto sicuro, il mio appoggio, il mio onesto e sollecito marito. Così premuroso, sapevi ascoltare, avevi la parola giusta per ogni mia insicurezza, per ogni mio timore. Mi hai tenuto in piedi quando il dolore per la perdita di una persona tanto amata mi ha fatto precipitare in un buio pieno di nodi non risolti, in incubi angosciosi. Ti sei offerto di gestire anche una parte del denaro di mia madre, anche lei piegata dalla perdita, anche lei spaesata nel ritrovarsi da sola, e con i conti da far quadrare perché la malattia di papà aveva drenato i loro averi. Ha messo in vendita il suo ufficio, l'unico immobile sul quale poteva fare conto per una piccola rendita. Quando siamo entrate per portare via le ultime cose è stato straziante. Le hai consigliato di investire il ricavato. Un piccolo fondo sicuro, nulla da perdere, le avevi detto. Te ne saresti occupato tu, non sarebbe stata una seccatura per lei. Per lei. Lei che ti voleva bene, che ti aveva sempre trattato come un acquisto prezioso per la famiglia, come un figlio, come un amico, che si è fidata di te prima che del professionista, di te, senza la minima ombra. Dal canto mio, trattavo la tua parola come sigillo. Mai avrei messo in dubbio una persona così per bene, il padre dei miei figli, il mio compagno, il mio amore. Però non avevo più contanti nel portafogli, più soldi in banca nonostante il mio stipendio, più controllo sul mio conto personale sul quale ti eri fatto mettere la firma perché è più comodo e non si sa mai. I prelievi erano continui. Devo pagare una multa, il mutuo degli esami medici, la ricarica del telefono, un pranzo fuori casa. Devo prendere per un viaggio di lavoro che in questo momento sto aspettando un accredito e poi il vuoto del periodo di inattività e la mancanza di uno stipendio regolare si fanno sentire. Questa famiglia costa, cazzo! Con ineffabile volgarità mi accusavi a più riprese di non guadagnare abbastanza, di non avere il posto fisso come le mogli dei tuoi colleghi. E io, pronta a cadere nel senso di colpa, di non fare abbastanza, di non produrre abbastanza. Intanto mi ammazzavo di fatica e di notti insonni. I bambini con i loro bisogni, la casa con le sue magagne sempre inaffrontabili, la caldaia che si rompeva, una perdita d'acqua, le bollette ogni mese più alte. E la spesa. Avevo cominciato a segnare su un quaderno i prezzi degli alimenti nei vari supermercati per capire dove comprare che cosa. Un giorno mi sono vista rifiutare la carta. Disponibilità insufficiente, mi dice la cassiera con voce neutra. Arrossisco. Ma come ho potuto non accorgermi di essere quasi a zero? Eppure ho controllato, ho appena incassato un pagamento e non capisco. Mi devo sbrigare, c'è la fila dietro. Mi sento osservata, denudata. Abbasso la testa. Una parte di me vorrebbe alzare lo sguardo, spiare se tra quelle facce anonime ce n'è una che conosco, che mi può riconoscere. Annaspo, farfuglio qualcosa. Comincio a fare la cernita di che cosa è veramente essenziale. La pasta, la passata, le uova, poco altro. Il resto tutto da lasciare giù. Le braccia lavorano meccanicamente. Via l'olio, il pesce, il balsamo per i capelli, la crema che chissà perché ho messo nel carrello, stupida me. Il pane lo tengo, il latte, via i fagiolini, gli asparagi a 8 euro al chilo. Le mani mi sudano, la fila si fa più lunga, chiamano un'altra cassa. È colpa mia. Mi sembra che gli occhi siano tutti su di me. Sul collo la cappa del giudizio o della pietà, che è peggio. Via le fragole, via i biscotti. Rimettendo a posto una vaschetta di gelato per i bambini, la gola mi si chiude. Non devo piangere, non qui. Cerco di raccogliere un residuo di dignità
ritendo la carta, passa, prendo il mio magro sacchetto e mi avvio all'uscita. Mi sento umiliata. Ma quanto si sta male senza neppure riuscire a dare un senso a questo dolore? Per tentare di far quadrare i conti, avevo deciso di vendere i pochi oggetti di valore che avevo portato dalla mia vita precedente. Una collana, un bracciale, un anello. Ognuno un pezzo di storia familiare, ognuno un volto, un affetto, ognuno una mano amata che me lo porge. Un ultimo saluto condensato in una pietra, in un gingillo. Sceglievo compravendite fuori città, anonime. Le catenine del battesimo dei bambini, quelle con l'angioletto e la data sopra, quelle con dentro un ricordo rugoso, un ricordo anziano e pieno di fede. La fede della protezione è finita lì, su quel bilancino di periferia. Una volta, uscita dal banco dei pegni, mi sono seduta in macchina e ho pianto. Con l'ultima spilla di mia nonna mi sembrava di aver lasciato in quel posto anche quanto mi rimaneva della sua presenza. Non mi sono mai sentita tanto sola e così in basso. È stato allora che ti ho nascosto il denaro. Era l'unica cosa sulla quale avevi il controllo allentato, i contanti. L'ho nascosto dove non lo potessi trovare, l'ho nascosto quell'unica volta. È così che è iniziato il mio riscatto. Ancora non lo sapevo, ma stavo cominciando a vedere. E non avrei più tanto facilmente ceduto alle false promesse, alle rassicurazioni dozzinali, ai tuoi tentativi di far rimbalzare le responsabilità. Avrei cominciato a rimandarli al mittente, a chiederti conto. Ed è lì che è cresciuta la rabbia, la tua. Quando chiedevo di guardare, di sapere, di capire meglio le prospettive, di avere un po' più di controllo, riuscivi sempre a farmi credere di agire per il bene nostro e dei nostri figli, per rimettere in sesto l'economia domestica. Ragionamenti logici, rassicuranti, sgranati per me con pazienza, come se io fossi incapace di intendere, una povera cretina inabile anche a tenere due conti, a cui si alternavano scoppi di ira nevrotica che mi facevano sentire un'inquisitrice ingiusta, una malfidata, una moglie sbagliata. Hai iniziato a prendere sempre più le distanze dalle mie parole, dalle mie richieste d'amore, da me. Una distanza a tratti condita da fredda sollecitudine. Per non darmi pensieri ti sei accollato la gestione finanziaria di ogni cosa, per quanto minima, dei miei soldi, dei miei incassi, tutti alla generosa offerta del ci penso io, tranquilla. E poi sono cominciati i pianti, i tuoi pianti. Sono diventati ben presto periodici, ciclici, per la precarietà che la sera con angoscia non potevo fare a meno di sottolineare, bisbigliando nel letto in cerca di rassicurazione, per tutto ciò che la nostra situazione economica stava negando ai nostri figli, per non essere stato attento, propositivo, tutte cose per le quali a volte, inaspettatamente, imbastivi giaculatoie di mea culpa e di fronte alle quali mi sentivo pervasa da straziante compassione e da rinnovata sollecitudine. Una sera, un ammanco più grande del solito, scoperto nel pomeriggio controllando la banca online per pagare una gita dei ragazzi, un trasferimento di denaro. Arrivi a casa, chiedo, fai il vago, sbotto, pretendo di vedere anche i tuoi conti, litighiamo, cedi, apri il sacrario del tuo computer, prelievi in contanti, molti, troppi, transazioni verso un esercizio dal nome strano, non capisco. Che cos'è? Ho un vizio non bello, mi hai detto impassibile. Gioco. Gioco? Che gioco? Che cosa significa? Com'è possibile che due sillabe così leggere si trasformino in pochi istanti in una realtà così violenta? Come può un'espressione tanto lieve far precipitare in un sottomondo che ha i contorni forti dell'illegalità? Gioco, una parola bella, sporcata per sempre, un po' come la parola amore. Un gioco privo di amore. Questo è l'azzardo. Slot machine, le slot. La droga pesante del gioco d'azzardo. E tu ci sei caduto in pieno. Cerco di ragionare, ma la mia mente è come impazzita. Sono esausta. Ne parliamo, ma ci pensiamo domani, ti dico. Quella notte dormiamo allacciati, dopo quelli che mi sono sembrati secoli. Al mattino ti alzi, prepari la colazione ai ragazzi, ti sento dire scusate se ieri sera avete sentito papà e mamma litigare, papà ha fatto una brutta cosa ma adesso è passata, così, e basta, quasi con noncuranza, mi scatta dentro qualcosa, quella superficialità è troppo,
E venerdì mattina ti chiedo per favore di passare il fine settimana da tua madre. Ho bisogno di spazio per rimettermi insieme, per capire. Ti saluto con un bacio. La rabbia, quella sarebbe arrivata dopo. Adesso devo riflettere. Sono come anestetizzata. Gioco d'azzardo. Una piaga assurda con il beneplacito di uno Stato ipocrita che su quelle sale, su quelle macchine che devastano le vite e le famiglie gestite da aziende dalla più che dubbia trasparenza ci guadagna, a dispetto dei costi sociali. Solo che mai avrei pensato che entrasse nella mia casa. Cosa accade quindi alla famiglia di un giocatore? Frequenti litigi per le difficoltà economiche, anche di fronte ai figli, perdita di fiducia che sta alle basi delle relazioni di prossimità, riduzione o sospensione della vita coniugale e sessuale, con conseguente perdita di intimità, clima teso, diffidente, inquisitivo, diminuzione della qualità della vita e chiusura sociale per lungo tempo, menzogne che creano confusione, richieste economiche, sottrazione di soldi, perdita di fiducia, naufragio di progetti condivisi, distrazione e diminuzione di performance anche sul posto di lavoro. Più passa il tempo e più diventano evidenti i danni da gioco d'azzardo passivo. All'inizio non si avvertano, ma pian piano si abbattono sulla rete sociale del giocatore, si diffondono attraverso le connessioni sociali e quanto più è stretto il legame con il giocatore, tanto più gravi sono i danni che si ripercuotono nelle persone che hanno relazioni con lui. E sono danni di varia natura. Ci sono danni generali, che sono quelli che si sperimentano a qualsiasi livello di gioco d'azzardo costante e non occasionale. Non è necessario che ci sia già la patologia. Il primo ritardo, la prima indifferenza, il primo mancato pagamento. Si comincia così quando ancora il giocatore non è su una soglia diagnostica. E poi i danni nella fase critica sono quelli evidentemente che si vedono in modo dirompente, sono quelli che di norma portano alla richiesta di aiuto e che si vedono nel momento in cui il giocatore fa una richiesta di aiuto. Ma poi ci sono anche i danni ereditati, cioè i danni che vengono sperimentati dal giocatore, ma anche dai suoi familiari, anche dopo che il comportamento di gioco d'azzardo è cessato. E questa è una cosa molto critica, perché se un legame si è interrotto, se la fiducia è stata persa al gioco, se la nostra casa è andata all'asta, evidentemente non è detto che sono danni che si potranno recuperare. Alcune famiglie si separano per sempre, alcune famiglie non avranno più la possibilità di riacquistare una casa e quindi questi sono danni ereditati. Le conseguenze sono profonde e devastanti perché vivere in un contesto di questo tipo porta necessariamente alla perdita della fiducia e la perdita della fiducia determina all'interno di un nucleo familiare, all'interno delle relazioni, instabilità, incertezza, insicurezza, non ci posso contare più. E poi la perdita di ogni prospettiva futura, i sogni, le speranze, i progetti per la nostra famiglia, per i figli, sfumano improvvisamente e spesso nel momento del disvelamento della patologia e man mano che le cose saltano fuori, perché il disvelamento è un momento e poi le cose arrivano fuori progressivamente, ecco che il nucleo familiare è costretto a un rapido e forzato riadattamento dei propri progetti. Si abbattono tutte le spese non essenziali, si ricerca magari un secondo posto di lavoro oppure un nuovo lavoro se non si stava lavorando, vengono riprogrammati i progetti scolastici dei figli. C'era in procinto l'iscrizione all'università, ma non si può più iscrivere il figlio all'università, non ci sono più i soldi. Altro che 10.000 euro persi, sono stati centinaia di migliaia,
tuoi, miei, di mia madre, della tua, di amici ignari, convinti di dare una mano alla famiglia in un momento difficile. Per non darti pensieri, mi dicevi mentre ti intestavi tutto. Pensieri. È questo più di tutto che mi hai sottratto in questi anni, il pensiero. Mi hai narcotizzata di illusioni, di promesse, non una mantenuta, non una parola sulla quale davvero poter contare. Hai contato tu per me. Sì, li hai fatti bene i tuoi conti. Non mi hai lasciata a zero, mi hai lasciata azzerata, persa nella moltiplicazione infinita della menzogna, bugie, bugie di bugie, potenze di bugie. Sono cose che leggi sul giornale, cose brutte che pensi lontane, che credi non possano riguardare la tua vita. E invece ti ho amato tantissimo, tantissimo. Poi ho cominciato a non riconoscere in te quasi più nulla di quanto avevo amato all'inizio. A periodi era come se tu te ne andassi, uscissi da te stesso, come se al tuo posto arrivasse un altro che non mi piaceva. Vani erano i miei tentativi di riportarti indietro, di riportarti a un'intimità, una condivisione. Ma più tu ti sottraevi, più io ti cercavo, in una spirale di codipendenza tossica. Ti volevo per me, agognavo la tua approvazione, mi aggrappavo a ogni tuo minimo gesto gentile e affettuoso. Era il mio azzardo. Anch'io sono stata una giocatrice. Solo che quello che mi giocavo io era più sottile, più prezioso. Emozioni, affetto, amore, chiamalo come vuoi. Mettevo il mio pietoso soldino di speranza e aspettavo che uscisse la vincita. Un bacio, una carezza, una sollecitudine. Ti amo, il jackpot. E appena qualcosa arrivava ero pronta a ributtare tutto dentro questa storia fagocitante, dentro l'agognato senso di sicurezza e di famiglia. Era il mio investimento in perdita. Da qualche parte dentro di me sapevo che le carte erano truccate, troppe incongruenze, troppo malessere, troppo dolore. Eppure continuavo a rilanciare, a giocarmi e rigiocarmi il tutto per una bava di passione, di felicità. È come se la mia identità si fosse smarginata. Mi hai annientata, ma anche a distanza di tempo seguiti a far finta che sia una cosa da poco e io una cosa da niente. Un'ennesima cosa a perdere. I ragazzi hanno saputo subito il consiglio che gli specialisti mi hanno dato per non trascinarli in un inganno non sano da portare avanti e che comunque non sarei riuscita a tenere in piedi. La mia faccia artificiosamente serena sarebbe stata un imbroglio facilmente smascherabile da quelle antenne che i bambini hanno e per le quali non puoi barare. Un'altra parola legata al gioco, barare, all'azzardo. Le avevo espunte tutte dal mio vocabolario, ma mi ritornano indietro per azzannarmi alle spalle. Uno dei primi giorni a casa da soli, dopo il tuo trasloco, uno dei ricordi più dolorosi. Scusa mamma, scusa. Per cosa, amore? Qualche volta la sera, quando il papà tornava e tu gli chiedevi cosa c'era che non andava e lui si arrabbiava, pensavo, ma perché non lo lasciavi stare? Perché insistevi che poi litigavate? Se ti dice niente, niente, no? Invece tu lo sentivi. Il cuore mi si stringe. Una morsa quasi fisica. Mi sento strizzata dentro quell'amore bambino, dilaniata da quel rigurgito di senso di colpa che leggo nei suoi occhi, là dove dovrebbe esserci solo la spensieratezza dell'infanzia. Scusami tu, amore, per essere stata così cieca, per aver permesso che un male oscuro e informe ci mangiasse la gioia brandello a brandello. Ma non lo dico. La stringo forte, le bacio i capelli. Dentro di me la preghiera di essere abbastanza forte per raccogliere i cocci della nostra vita e riuscire a riplasmare una parvenza di famiglia, una sostanza di famiglia, ricucendo lo strappo. Ora che sono cresciuti, la questione del denaro è diventata per loro un pensiero fisso. Me ne accorgo dai discorsi, dalle sottolineature, dalle valutazioni che fanno, come se l'intero valore della vita fosse diventato quantificabile. Valutazioni iperrazionali che monetizzano tutto, vacanze, uscite con gli amici, ogni minima spesa, persino i sogni futuri. I miei figli sembrano aver smesso di chiedersi se un dato indirizzo di studi o un'ipotetica professione sarebbero consoni al loro sentile, se li potrebbero aiutare a realizzarsi come esseri umani. È come se tutto il domani, tutta la prospettiva della loro vita adulta fosse letta attraverso la lente del quanto guadagnerò. Il bisogno del passato e le emergenze presenti sembrano aver ucciso in loro la capacità di immaginarsi, di inventarsi, di credere nei propri sogni, nel proprio divenire. Tutti gli anelli della catena e dei legami del giocatore sono fragili,
ma i più vulnerabili sono certamente i figli. E la vita dei figli dei giocatori è caratterizzata da esperienze cicliche di illusioni e delusioni, imprevedibili. Un clima familiare incerto, instabile, caotico, trascuratezza, violenze fisiche o verbali, richieste di sostegno, di aiuto, di alleanza, sensi di colpa, rabbia, vergogna, responsabilizzazione precoce, non voglio essere di impiccio, non voglio essere di peso. I miei genitori hanno già troppe preoccupazioni, non posso mettermici anch'io. Vissuti di isolamento e di abbandono, alterazioni del comportamento e sintomi psicosomatici. La scuola potrebbe vedere questi bambini, perché spesso c'è un prima e un dopo, c'è un momento in cui i bambini sono adeguati, sereni, performanti, hanno i materiali scolastici, possono andare alle gite scolastiche, poi a un certo punto cambiamenti nell'umore, nel comportamento, nella disponibilità delle attrezzature scolastiche. Ecco, anche la scuola può avere un ruolo importante per tutelare e per proteggere questi bambini. Sono stanca di piangere in grigi uffici pubblici, di vedere alternativamente gli sguardi seccati o pietosi del funzionario di turno. Eppure è proprio uno di questi fabbricati anonimi, di queste costruzioni aggredite dai neon che ho intuito, in un breve scambio di una cosa semplice, come l'umanità, che fosse possibile per me, venirne fuori. Sì, sono riuscita a chiedere aiuto. Qualcosa finalmente è cambiato. Non controlli più la mia vita, nonostante il tuo lascito in perdita. In fila, attendo. No, tocca a me. C'è uno sgabello, mi siedo, le borse che mi crollano ai lati. Mi sono persa, fatico a mettere fuoco. Sento la pressione crescere dentro, so che d'aborderà di lì a poco. Cerco di tenerla sedata, ma è un magma incontrollabile. È un artiglio, una pressa che tira e strizza e spinge sempre più su questa massa indefinibile di dolore, di impotenza, di bisogno e risucchia ogni pensiero pulito, ogni candore, ogni speranza. Il mio cervello affonda in un vortice vischioso e non riesco più a ragionare, a riordinare i pensieri. Davanti agli occhi danzano macchie bluastre, sento il battito del cuore dentro le orecchie, accelerato, irregolare. Precipito e affondo, annaspo il respiro ininterrotto, le parole spezzate e sale in gola, finché la massa indistinta che mi invade il petto non arriva al culmine della sua densità ed esonda inarrestabile sotto forma di guaito e di pianto. Guardo la funzionaria al di là del vetro senza capire ciò che mi sta dicendo. Non processo più nulla, non sono in grado di replicare, mi aggrappo ai documenti che ho in mano, le dita sudate, il ronzio nelle orecchie, inghiotto aria come un naufrago, la voce esce rotta e mi vergogno da morire. Non vorrei essere lì, non vorrei chiedere ciò che sto chiedendo, non vorrei sentirmi dire che la mia condizione me ne dà il diritto. Detesto il sussidio, l'assistenzialismo e ti odio ancora di più perché oltre a tutto il resto mi hai tolto anche la dignità. Alzo gli occhi. La persona davanti a me mi porge un fazzoletto e un brandello di empatia. È poco, ma in questo momento è tutto. Il respiro rallenta, la mente si schiarisce, allungo i documenti richiesti, le ciglia ancora umide e l'occhio grato. Sarebbe potuta venire prima, dice. Ha perso parecchio, dice. Ho perso molto di più altrove, rispondo. La guardo, mi guarda. Un lampo di comprensione. La marea si è ritirata. Ce la posso fare. Mi sembra di leggere un moto di approvazione. Ce la può fare. Forse non da sole, ma se ne esce vive. E questa è la storia di chi ancora oggi definiamo ingiustamente invisibili, perché vivere con un familiare affetto da una dipendenza e in particolare da un familiare affetto da dipendenza da gioco d'azzardo è stressante, logorante e questo logorio spesso assume anche dei connotati di malattia fisica, malattia emotiva, malattia psicologica.
I familiari necessitano di avere delle informazioni esaustive su che cosa sta loro capitando. Hanno necessità di essere supportati e accolti, non giudicati, non considerati soltanto come gli accompagnatori del giocatore, ma come persone che hanno dovuto fronteggiare una situazione imprevedibile, che non si sarebbero mai aspettati di dover fronteggiare, che li ha fatti soffrire, che spesso li ha fatti perdere tutte le loro sicurezze e certezze e che in qualche modo hanno cercato di fronteggiare, hanno cercato di barcamenarsi come meglio riuscivano a fare. Ecco, hanno bisogno di tutto il supporto disponibile. Quindi noi pensiamo, io penso, che sia necessario fare qualcosa. Tutti dovrebbero mobilitarsi perché proteggere la famiglia vuol dire proteggere il tessuto sociale. 17 milioni di persone in Italia che in questo momento sono vittime del gioco d'azzardo passivo, così come lo abbiamo sentito, vissuto nelle emozioni che abbiamo potuto condividere, ecco, non possono rimanere invisibili. Ma intanto che la politica si decida ad invertire la rotta, almeno, come dire, i familiari devono essere accolti, devono esistere dei servizi mirati ai loro bisogni che con competenza ed empatia possano affiancarli in questo percorso difficilissimo, ascoltandoli, rassicurandoli, esplorando le loro preoccupazioni, dando loro informazioni rilevanti su che cosa sta succedendo, che cos'è il disturbo da gioco d'azzardo, come funziona questa dipendenza, perché si sentono dei marziani, non sanno veramente se è colpa loro, se invece ci hanno messo del loro per ritrovarsi in questa situazione, oppure come fare a capire cosa sta succedendo. E qualcuno deve aiutarli a esplorare insieme quali sono i metodi che hanno utilizzato per rimanere a galla e quali di questi hanno funzionato e quali invece di questi sono stati controproducenti, nocivi, li hanno fatti soffrire ancora di più. Bisogna supportarli nella ricerca di nuove strategie di fronteggiamento e poi bisogna esplorare con loro qual è il supporto sociale di cui godono, perché molto spesso le persone che si trovano ad avere un familiare dipendente da gioco d'azzardo si vergognano, si sentono in colpa e chiudono alle reti sociali, perché anche le reti sociali sono subito pronti al giudizio. Ora, questo è un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso, perché se io non trovo un supporto, anche a volte nelle persone più vicine, vi sono familiari che non parlano con il fratello, la sorella, la mamma, non dichiarano quello che sta succedendo, perché hanno vergogna, perché si sentono colpevoli. Ecco, bisogna aiutarli anche in modo professionale, ma anche con i gruppi di mutuo autoaiuto, e poi dopo avremo la possibilità di sentire delle testimonianze, a potenziare il supporto sociale per affrontare non da soli questa situazione che è uno tsunami. E bisogna, perché ogni famiglia è a sé, ogni familiare a sé, dare la disponibilità ad ascoltare, a discutere, a esplorare con ciascun familiare quali sono i loro innumerevoli specifici bisogni. Per cui magari qualcuno avrà bisogno di qualcosa di pratico, ho bisogno della spesa, ho bisogno di un aiuto per le bollette, qualcun altro avrà bisogno di devo andare in palestra, qualcuno che mi tiene i bambini mentre io recupero questo pezzo di benessere per me, perché mi serve. Ecco, l'operatore può aiutare il familiare a esplorare i suoi bisogni, cosa che spesso anche il familiare ormai ha disatteso e sono anni magari che non è più abituato a farlo. C'è molta strada da fare, l'incontro è arrivare tempestivamente, il titolo, no, di questo
cambio gioco di quest'anno. Ecco, io credo che arrivare tempestivamente in questo momento vuol dire porsi tutte queste domande e cominciare a dare delle risposte fattive a queste persone che hanno veramente un bisogno di salute, di benessere, di miglioramento di qualità della vita. Ecco, voi troverete molto di più di quello che ha letto Alessandra nel suo libro A perdere, un gioco senza amore. Io ripubblicizzo il libro che con Umberto Folena, che ci sarà questa sera, abbiamo scritto, perché la società civile si deve muovere finalmente per cambiare la direzione politica che sembra essere ormai da 20 anni verso l'espansione del gioco d'azzardo, nonostante i costi sociali e i costi in benessere e anche i costi economici che comporta il nostro Paese. Ecco, questi sono i nostri contatti, credo che sia stati abbastanza svizzeri nei tempi e quindi vi ringraziamo per la vostra attenzione. Grazie ovviamente a voi anche per questa idea di far percepire al nostro pubblico sia gli aspetti quantitativi, i numeri, i dati, ma anche tutto quello che c'è ovviamente dietro. Ecco, adesso il nostro incontro continua, ma abbiamo degli interventi dalla sala e quindi invito le persone che dovevano prendere la parola a fare il proprio intervento. Sta arrivando il microfono. Grazie. Grazie. Volevo ringraziare Alessandra Limetti del libro perché l'ho letto molto avidamente. È una storia che per molti tratti mi appartiene e quindi è stato difficile e facile leggerlo. Sono moglie di un giocatore compulsivo, patologico. So che da sola non ce la potevo fare e a ritrovare un modo sereno di vivere. E quindi alla fine, quando ho toccato il mio fondo, ho incontrato l'associazione Gamanon, che è un gruppo, sono gruppi di autoaiuto per i familiari, specifici per i familiari dei giocatori, familiari o persone che sono coinvolte dal gioco. Quindi accogliamo anche amici, colleghi a volte, mamme, molte mamme in questi ultimi tempi. Ecco, ci aiutiamo con l'esperienza e con lo scambio di esperienze e col programma dei 12 passi, comune ad altre fratellanze. E cerchiamo di trovare una serenità personale, scambiandoci appunto le nostre esperienze. E questo succede sia che il giocatore sia in recupero, in qualsiasi tipo di recupero, sia anche quando il giocatore non è in recupero, perché molto spesso arrivano molto prima i familiari che i giocatori. E noi ci incontriamo a Padova, in via Montà, presso la parrocchia di San Bartolomeo, il martedì sera. E nello stesso luogo, in un'altra stanza, si incontrano anche i giocatori anonimi. E quindi ecco, volevo comunicare questo. Grazie, molto interessante. Buonasera, io sono Nevio, un ex giocatore. Mi spiace che questa sera non ci sia mia moglie, per motivi di salute non ho potuto venire perché si sarebbe sentita molto coinvolta da questo racconto. Per mia fortuna sono stato scoperto subito, ma comunque i problemi familiari sono stati molto grandi. Grazie all'aiuto del club, perché faccio parte anche del club ecologico territoriale, e a tutto il settore. Sono stato aiutato da queste persone, sia io che mia moglie. Ora sono ormai passati 10 anni e io non ho più giocato. Ma mia moglie ancora adesso, quando mi vede giocare al telefono, è spaventata.
comunque è stata una bella esperienza, una bella serata. Grazie. Buonasera a tutti, sono Roberto, sono un alcolista recuperato. Grazie per la lettura perché ha richiamato la mia vita, non per la parte dell'azzardo, ma tutto quello che avete descritto che ha subito questa signora. Io sono sicuro che mia moglie l'ha subito, tale e quale, nonostante che io non fossi malato di gioco d'azzardo ma di alcol. E come ha detto la signora prima dei giocatori anonimi, i familiari, noi abbiamo questo programma che ci salva la vita. Quando mi è stato detto, quando sono entrato in gruppo, io credevo di non avere un problema, di poterlo controllare l'alcol, come ho sentito controllare il gioco, e invece ormai lui aveva il controllo su tutta la mia vita. E mi è stato detto però che era una malattia e che avrei potuto fare qualcosa per poter non guarire, però perlomeno di fermarla. E ho creduto in questi ubriaconi che ho trovato là, no? Perché poi alla fine non erano ubriaconi ma erano persone già recuperate. Ho trovato uno sponsor che mi ha accompagnato attraverso il programma, la lettura del grande libro, che è il nostro libro Alcolisti Anonimi, che mi dà un piccolo libretto di istruzioni. No, io sono stato cresciuto con certi valori, però poi a un certo punto della mia vita ho perso questo libretto di istruzioni. L'ho ritrovato in questo mitico libro, posso dire, perché mi ha ridato veramente la vita. Adesso abbiamo aperto un secondo gruppo nella cintura urbana di Padova, c'è il gruppo Serenità Storico da più di 40 anni e adesso abbiamo aperto noi da 6 mesi circa la via è via Piovese, quindi zona Volta Barozzo, le riunioni sono il martedì e il venerdì e abbiamo già un bel afflusso anche con tutta quella compagna che abbiamo fatto grazie alla dottoressa del SERD, insomma, che quindi arrivano tanti amici che hanno problemi e che si riescono insomma, a salvare da questa terribile malattia. Grazie per avermi ascoltato, passo. Certo. Rispondere, intanto grazie per avermi ascoltato, scusate se qualcosa c'è stato qualche inciampo, ma di recente ho un po' di problemi di occhi, nel senso che con gli occhiali non ci vedo, senza occhiali non ci vedo, quindi un po' caos. Io vi ringrazio tantissimo per le vostre testimonianze. Io sono partita da storie vere che ho riassunto in una crasi per fare questa mia narrazione e sono partita da relativamente poche storie vere, erano una decina. Man mano che si sono sommate le presentazioni, gli incontri, eccetera, adesso ho fatto i conti di recente che tra storie piccole, storie grandi, storie appena accennate o storie che mi sono state raccontate sono arrivata quasi a un'ottantina di compagne, di donne familiari di giocatori. E io ne parlavo con la dottoressa Capitanucci prima, ho visto una discriminante enorme diciamo, anche nella tenuta relazionale, ma anche nel superamento e nella gestione molto più supportata della famiglia, in quelle persone che hanno fatto parte di gruppi di automutuo aiuto. Io non mi ricordo se a Melzo o a Rho, io sono lombarda, sono milanese, però ho fatto una presentazione lì e abbiamo fatto uno scambio con il gruppo dei giocatori anonimi, io ho regalato loro il mio libro e loro mi hanno regalato il vostro manuale dei passi e ho capito che fa veramente la differenza questo nell'assunzione della responsabilità, che non è solo una responsabilità, come avete testimoniato benissimo voi, proprio anche con il vostro modo di testimoniare, una responsabilità non solo economica, ho fatto un buco, come se avessi perso il portafoglio per strada e mo lo richiudo, ma anche la responsabilità psicologica, emotiva, relazionale, quindi una responsabilità umana, non solo finanziaria, economico-finanziaria, e questo l'ho visto proprio in quei giocatori, ex giocatori che hanno fatto un percorso di questo tipo e secondo me è una discriminante enorme, e ho sentito invece altre testimonianze di persone che hanno detto no, mio compagno si è rifiutato sempre di andare in gruppi di automutuo aiuto. E questa hubris, no? Di voler sentirsi migliori degli altri, dire vabbè ce la faccio da solo, ho sbagliato, ma adesso, che è un po' quello che in realtà succede al protagonista maschile che non ha la voce, perché la voce è solo della compagna, della mia storia, vabbè adesso ho fatto un danno che vuoi che sia riparo.
però non c'è tutto il prendersi cura della responsabilità emotiva e di restituire quello, cosa che invece trapela dalla signora e dalle vostre testimonianze tantissimo. Io penso, quindi complimenti a chi fa parte, insomma, è un grande in bocca al lupo chi fa parte dei gruppi di automutuo aiuto. Io credo che siano una risorsa fondamentale che dovrebbe essere capillare sui territori e visto che la dottoressa Capitanucci ha parlato della rete, no, dell'importanza dei servizi, secondo me ci dovrebbe essere anche, io lavoro anche tanto insomma, collaboro e dialogo molto con i centri antiviolenza, perché ci sono tanti casi appunto, di violenza che ha come correlato il gioco d'azzardo o viceversa. Secondo me tavoli comuni tra i centri antiviolenza e i gruppi di automutuo aiuto sulla riflessione, no? Rispetto all'aiuto ai familiari o a tutto il nucleo familiare sarebbe veramente auspicabile in tutti i territori. Grazie moltissimo per la vostra testimonianza. Grazie, anche a lei dottoressa Capitanucci un aggancio con quello che è stato appena testimoniato, perché questo passaggio da vivere una situazione che si cerca sempre in qualche modo di banalizzare, normalizzare, non vedere, alla consapevolezza invece di avere un disturbo, una patologia e quindi la possibilità di entrare in un'ottica di cura. Cosa possiamo fare o cosa si può fare di più e di meglio per mandare questo messaggio? Cioè, sappiate che ci sono degli aiuti, sappiate che quello che avete è una patologia che ha diritto a una cura. Ecco, io credo che siamo un po' più avanti per quel che riguarda il messaggio che viene dato al giocatore, nel senso che io credo che sebbene ancora oggi sia difficile intercettare i giocatori con problemi, perché ricordo che soltanto un 5% delle persone che hanno bisogno si rivolge ai servizi di cura o ai gruppi, quindi c'è un sommerso enorme, però ancora di più io direi, rivolgendomi ai familiari, chiedete aiuto. Giustamente la signora diceva, arrivano prima i familiari. Allora, se trovano un terreno fertile dove c'è la possibilità di essere ascoltati, non giudicati, supportati, io credo che questo possa poi dar luogo a un'offerta per loro. Io credo anche per il familiare a volte è molto difficile spostarsi da io vengo perché voglio portare il mio compagno, mio marito in cura, a fare il passaggio a dire cavoli io vengo perché ho bisogno io, perché vivere con una persona che ha una dipendenza è difficile, è doloroso e quindi sicuramente il mio compagno può fare il suo percorso e va benissimo che fa il suo percorso, però io ho dei bisogni che, come dire, non c'entrano col percorso che farà il compagno, per cui forse ognuno può cominciare a pensare al proprio cambiamento. Quindi cosa posso fare io per stare meglio? Io. È difficile fare un cambiamento per se stessi, farlo per gli altri la vedo un po' difficile, per cui credo che davvero avere dei servizi a disposizione, avere dei gruppi a disposizione, anche dei gruppi di terapia, non ne abbiamo parlato, ma esistono i gruppi di mutuo autoaiuto, ma esistono anche i gruppi di terapia, può essere un buon viatico. L'altra cosa è la potenza dei gruppi, ripeto, che siano di autoaiuto o di terapia, è di scoprire che non sono da solo e che c'è molte persone che vivono quello che io fino a ieri pensavo essere una specie di fulmine a ciel sereno che era arrivato a me e a nessun altro, proprio perché tutti rimangono nascosti nel momento in cui invece io posso capire che tante altre persone hanno questo problema, allora forse mi sento anche meno disgraziato e, come dire, l'unione fa la forza, no? Si dice anche nel proverbio. È il senso stesso del primo valore, il primo tipo di aiuto dei gruppi di automutuo aiuto, certamente. Le chiedo di rimanere agganciata a quello che sta dicendo, perché ci arrivano anche da remoto delle sollecitazioni, perché oggi avete citato anche i figli, i bambini, entrambe, in una maniera molto importante. Questa è una evidenza ad altri invisibili di cui finora avevamo parlato poco. Ecco, rispetto a questo, quali sono le esperienze o quali sono i dispositivi o le buone prassi di protezione? Che cosa ci potete raccontare?
è molto tosta, perché se è difficile venire allo scoperto per un adulto, dichiarare che c'è una situazione che grava sui minori che vivono in famiglia è difficilissimo. Che fare? Allora, bisogna avere consapevolezza che c'è questo problema e bisogna supportare questi bambini. Rimangono più invisibili degli altri. Come fare a far emergerli? Io credo solo attraverso un grande lavoro di tessitura di fiducia con le famiglie che giocano d'azzardo, quindi il partner, la moglie, il marito, il giocatore, la giocatrice, che non abbiano paura a poter riconoscere che fin lì non è stato visto il bisogno dei loro figli. Ecco, una cosa che io ricordo spesso in terapia, le coppie si riunivano su questo e entrambi, giocatore e moglie, dicevano no, ma noi stiamo molto attenti a che i nostri figli non capiscano. In realtà non funziona così, cioè è vero che i figli non capivano esattamente cosa stava succedendo, ma che stesse succedendo qualcosa di grave, quello assolutamente lo capivano. Per cui, paradossalmente, l'ansia, l'angoscia, il non sapere qual era la paura rispetto a che cosa, era persino peggio che dire, come è stato suggerito ed è stato letto prima, l'operatore ha detto no, è meglio chiarire ai figli cosa sta succedendo, perché almeno hanno una realtà concreta con cui confrontarsi. Ecco, questo credo che sia la buona prassi, cioè non devono esistere segreti, del resto ce lo dice la terapia familiare, i segreti sono devastanti quando c'è una patologia che si sta affrontando come nucleo. È bene che i segreti non ci siano. A me piace molto il modello di Joël Tremblay della terapia di coppia, che dice, e non può andare bene per tutti, ahimè, perché ci vogliono un giocatore che decide di cambiare il suo comportamento e un familiare che è, come dire, disponibile, non ha sofferto al punto tale da non essere in grado di dare una seconda possibilità, quindi ci sono dei limiti. Ma Tremblay dice: non siete voi due l'uno il nemico dell'altro, voi siete un'armata che si deve coalizzare per sconfiggere un nemico comune che è il gioco d'azzardo. Ecco, io trovo questo molto ristrutturante, quindi se c'è un giocatore che vuole smettere di giocare, se c'è un familiare disposto a, disposto o che ce la fa, che non è troppo distrutto, a riprendere un percorso, ecco, c'è un nemico esterno, il nemico esterno è il gioco d'azzardo, non è il giocatore, non è il marito, non è la moglie, non è la compagna. Grazie. Alessandra Limetti, in quello che lei ha raccontato c'è un passaggio chiave a un certo punto, e questo adesso lo sottolineo perché Paola da remoto ci sta chiedendo di parlarne ancora, cioè dice: molti familiari vivono nel segreto per vergogna o paura del giudizio. Ma qual è il primo passo da fare per uscire dall'isolamento e quindi per arrivare a chiedere aiuto? Cioè, come funziona questo meccanismo? Ci vogliono delle occasioni, ci vuole cultura, ci vuole che si parli di più di questi aspetti in modo che si accorcino queste distanze, come stiamo anche ovviamente cercando di fare con questo festival. Allora, è una domanda a cui non so rispondere al 100%, però da quello che è stata appunto la mia esperienza anche di intervistatrice, appunto adesso sono moltiplicati anche i casi che ho avuto sotto mano, peraltro adesso sto raccogliendo materiale proprio sui figli, sui giocati, inteso come figli. Allora, il problema grandissimo che c'è alla base di quanto chiede l'ascoltatrice è che comunque spesso c'è una vittimizzazione secondaria, cioè com'è possibile che tu non abbia visto per tanto tempo che il tuo compagno aveva questo problema, è colpa tua che sei stupida e cieca. E questo me l'ha raccontato ma tipo il 90% delle persone, che porta a volte a un abbandono sociale da parte addirittura, come diceva Daniela prima, addirittura dei familiari,
Quindi dicendo, vabbè, ma allora te la sei andata a cercare, ma non ti rendi conto, come diceva la mia protagonista, che non c'avevi più soldi nel portafoglio, che perfino i porcellini dei bambini si svuotavano, che era la stessa bolletta che ogni settimana andava pagata e credevi a tutto? Allora, questo è, io non vi dico il 100%, ma forse potrei dirvi il 100% delle persone che ho intervistato, con cui ho parlato. Il minimo comune denominatore è stato il non vedere per un sacco di tempo, perché se non hai quel file lì nel cervello, l'interruttore non ti si accende. Secondo, perché il giocatore diventa un manipolatore abilissimo. E quindi la prima cosa da fare, per cui tantissimo gaslighting, in alcuni casi love bombing, in alcuni casi violenza domestica pesante ma alternata a love bombing, per cui si andava a giustificare tutto e si dimenticava sia la violenza economica o psicologica, ma a volte, rari casi, ho intervistato, anche fisica. Che cosa succede? Come si può fare quel primo passo? Intanto c'è bisogno, e questa è un'occasione d'oro, tutte occasioni come queste, che il consesso sociale si renda conto che non si può fare vittimizzazione secondaria. Primo, che c'è bisogno di sostenere il familiare, non di abbandonare il familiare giocatore. Io ho avuto delle persone che mi hanno detto ma non mi hanno prestato neanche i soldi per poi finire di pagare dei debiti, cioè proprio mi hanno detto è colpa tua e mo te la smazzi tu, perdonate, ma familiari stretti, è stata una cosa terribile. E poi invece devo dire che il primo passo è rivolgersi ai servizi, per quello il libro chiude con quello che avete sentito voi, no? Con un ufficio anonimo e banale, ma dietro cui c'è qualcuno, un orecchio che mi ascolta, ma non è che mi ascolta e mi piglia i documenti e li scannerizza, mi ascolta e mi guarda e al di là della burocrazia mi dà respira con me, mi dà quel moto di fiducia e di forza. Quello è fondamentale secondo me. In questo caso è la testimonianza di in realtà un servizio di tipo assegni provinciali, non so bene, però a me ha colpito tantissimo perché quell'impiegata ha fatto la differenza per un'intera famiglia, perché da lì è cominciato un dire no, mo ce la faccio, per i miei figli ce la faccio. Discorso diverso invece purtroppo ho visto, e quindi prego di sottolineare e di non lasciare sole queste persone, anche le persone che non hanno figli. Cioè io ne ho viste rimaste proprio schiacciate, molte di più, anche dalla violenza, devo dire, purtroppo, persone senza i figli, perché non hanno avuto la forza di reagire in un certo modo. E tante mi hanno detto, i figli sono stati la molla che mi hanno fatto dire, boh, non mi metto qui davanti alla stufa e attendo di morire, ma mi alzo e cerco di fare qualcosa per rimettere a posto le cose. E questo, però il consesso sociale è fondamentale, i servizi e la fiducia nei servizi, quindi anche il far sapere che esistono dei servizi a cui potersi rivolgere e in cui poter trovare una fiducia ricambiata, quello è fondamentale secondo me, oltre a un accompagnamento di tipo ovviamente psicologico, che spesso c'è per i familiari nel senso adulti, ma non per i ragazzi. Almeno io sono di Milano ma vivo a Bolzano e non ho visto un invito nei servizi a dire facciamo, ecco, per i ragazzi, per i minori. Sì, devo dire, per spezzare una lancia a favore di questa assenza, è che non è facile far arrivare poi questi ragazzi, perché spesso sono le famiglie stesse che li come dire, trattengono e ostacolano dall'avere un luogo di cura. Io ricordo, ecco, abbiamo condotto con la collega per circa 20 anni un gruppo terapeutico multifamiliare di giocatori e loro familiari, ed evidentemente all'interno di questi nuclei c'erano anche dei figli minori, nonostante ci fosse fiducia, perché ci siamo visti per decenni, quindi eravamo comunque persone note,
quando nel 2016, il gruppo era stato aperto nel 2005, abbiamo detto vorremmo fare un gruppo solo di figli, non siamo riusciti a farlo perché non ci è stato consentito, quindi siamo riusciti a fare soltanto 5 o 6 interviste mirate, individuali, con alcuni dei figli di queste famiglie, ma ripeto, nel palinsesto generale erano una minoranza. Questi ci hanno consentito solo di fare qualche colloquio di conoscenza perché volevamo capire meglio dal punto di vista del figlio che cos'è che era il loro bisogno di cura. Ma ripeto, non è stato possibile andare avanti in questo progetto. Ecco, io credo però che se ci fosse un movimento culturale più ampio, un lessico sociale, una narrativa sociale rispetto al fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo e l'impatto sulle famiglie, ecco, io credo che già sarebbe più facile poi, come dire, che da lì c'è un'accettabilità della cura e del sostegno che oggi non c'è. E questo è quello che noi stiamo cercando di fare anche con questo festival, per cui vi ringraziamo veramente tantissimo per il vostro intervento, il vostro contributo. Come è stato detto in apertura di questa occasione, noi stiamo cercando di fare cultura, dei problemi bisogna innanzitutto parlare, vanno abbattuti lo stigma, va abbattuta l'ignoranza in merito, bisogna far capire che l'accesso ai servizi è possibile, che è un disturbo che può essere affrontato e curato e che le possibilità ci sono. Dobbiamo continuare a fare questo proprio a livello culturale. Quindi grazie infinite, dare voce agli invisibili è stato un tassello importante di questo nostro progetto e voi avete portato certamente un contributo molto molto prezioso. Quindi vi ringraziamo con un applauso. Grazie a voi. Allora questo incontro sta andando in chiusura, ma vi invitiamo a rimanere ancora con il Festival Cambio Gioco. Sapete che potete scaricare l'intero programma dal sito www.cambiogiocoul6.it. Vi aspettiamo qui per il prossimo appuntamento in programma che si terrà questa sera alle 20:30. Avremo con noi Umberto Folena e Peter Gomez per un incontro dal titolo Dietro al jackpot e quindi continueremo ad approfondire la nostra tematica. L'UL6 Eugenia di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo appunto a rimanere ancora con noi. Cambio gioco, grazie a tutti. Lei praticamente come me del resto, cioè io mi fido ciecamente di Riccardo, quindi sento spostante, esatto, sento spostante. E lei praticamente chiamata la